Cari amici della Maratona Veneta, benvenisti, buona domenica. Ancora domenica parola qua di, la parola che a Gossernino è la parola doppie. Lo sappiamo tutti che in Veneto non c'è le doppie. E allora come sai che si fa? Perché il Veneto non ha le doppie? Perché invece l'italiano ha le doppie? E in realtà ogni lingua la cernisse il suo atteggiamento nei confronti delle doppie. E sai che è una roba che è perfettamente chiara in tutto il Veneto, se che i veneti non pronunciano nessuna doppia. E anche in te scrittura, difatti, non si catta i raddoppiamenti che di solito vengono rappresentati con due volte la stessa lettera in consecuzione. Per esempio, in te parola sono di me ferro, se polanca cavarga la o finale in certe varietà, però l'importante è che in Veneto che è una R solo, ok? Invece, per esempio, in italiano che è la doppia, e perché la aveva anche al latino la doppia. E ora in che caso l'italiano mantiene le doppie del latino. In altri casi l'italiano invece esonta delle doppie che in Veneto noi che è. E per esempio, in lingua italiana, la parola accademia la gana doppia. Invece in Veneto, perché il Veneto non ha le doppie, si dice accademia. Peccato però che anche in latino si dica accademia, e anche in spagnolo si dica accademia, e anche in portoghese si dica accademia, e che in tutte le lingue del mondo la parola accademia la ga una C o una K solo. Per esempio, proviamo a pensare al francese, no? L'académie, o all'inglese academy, e ga una C solo. Di conseguenza, noi capiamo che il Veneto non ha le doppie, questo siamo sicuri, e sta qua è una delle robe che rappresenta, diciamo, una diversità forte tra il sistema Veneto e non solo, rispetto al sistema del Toscano, da che viene fuori l'italiano. Non avere le doppie, dunque i Veneti le doppie non le lega mai. Però tante volte non stiamo a tirarsi in inganno, delle volte è l'italiano che esonta delle doppie in P che il Veneto, non solo il Veneto non ha, ma addirittura nessun'altra lingua ha. E allora questa questione delle doppie è particolarmente interessante per capire che ogni lingua la ciappa la sua strada. Non è che l'italiano, visto che ha alcune doppie che le corrisponde a quelle del latino, allora improvvisamente è il vero fiore del latino, e invece il Veneto è il poro can che se ne sta in fondo insieme a tante altre lingue. No, in realtà tante volte è l'italiano che per tramite del toscano e ha assumesto delle forme piene di doppie, con doppie P, anche perché, se che pensi bene, fare una roba doppia si dice duplicare in italiano, giusto? E vedi che la P la sei una solo. La parola doppie la viene fuori, mettiamo la parola doppio, la viene fuori dal latino duplum, no? E vedi qua, sta L si trasforma in I, dunque il primo passaggio è doppio, in Veneto di fatti si dice doppio, una volta i nostri vecchi diceva doppio, no, ho tolto doppio, ho tolto due volte, e il contrario di doppio era uno, quindi una volta solo, e da qua si può essere che c'è sbassamento della vocale, dalla U alla O, e diventa, scusami, la I doppio, ok? Però la P dell'italiano sulla parola doppie, ha una doppia all'italiana, e il Veneto invece queste doppie qua non lega mia. Ecco, anche a Pancò che avremmo fatto, spero che questo video vi abbia piaciuto. Siamo che abbiamo fatto le 11 puntate della nostra Maratona Veneta Film Co. Domani avremo la puntata 89, sostanzialmente, quindi tornando in Rio siamo alla 89, dopo che abbiamo la 88 e avanti cosita. E allora vi invito tutti quanti a concludere bene sto fine settimana guardando i video, se non avete visti i primi 10 video su Maratona Veneta, e a essere pronti con l'inizio della nuova settimana, la terza settimana della Maratona Veneta, da domani mattina con la parola, visto che sei l'uni, con la L. Va bene? Se vediamo domani. Ciao a tutti!